Allora, tutto a posto? Sono in forma oggi, Anche te. Di qua di là del campo? Manuel, mi senti? Aiuto! Aiuto! Ragazzi, aiuto! Aiuto! Che succede? C'è il mio amico che sta male! Ehi, signore, mi sente? Come si chiama il tuo amico? Si chiama Manuel. Manuel, mi senti? Manuel? William. Chiama l'118, digli che non risponde e non si muove. Sì, 118, siamo ai campi a tennis del Kral di Treviso, abbiamo una persona che ha avuto malore a terra, non risponde, sembra anche non respirare. Non risponde, William. Cosa possiamo fare? Se siamo in grado di fare un massaggio cardiaco? Sì. Cosa dobbiamo fare? Scopriamo il torace, scopri il torace Mauro. Poi al centro del torace dobbiamo comprimere. Quante compressioni? 100 compressioni al minuto. 100? Al centro del torace. Mi dicono 100 compressioni al minuto. 100 compressioni al minuto. Va bene, va bene. Forza. Il torace si deve abbassare almeno di 5 cm. Va bene. Sì, siamo più di 2 persone. Possiamo alternarci allora? Sì, sono stanco io. Perfetto. Marco, mi aiuti? Vai avanti. Ok, stiamo comprimendo il torace. Quanto dobbiamo continuare? Finché arrivano i soccorsi, mi dicono. Finché arrivano i soccorsi. Sono qua. Non risponde. Continua a massaggiare, continua. Non ci risponde. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. 1, 2, 3, via tutti! Scarico! Via! Ragazzi, fermi, mi sembra che abbia ripreso a respirare. Sì, respira da solo e c'è polso. Bene. Metto il monitor. Bravissimo, Ok. prendi il monitor. Ok, benissimo. Bravi ragazzi, grandi, bellissimo lavoro. Bravi. Ecco, il video che avete visto è stato realizzato appositamente dal SUEM di Treviso. Era una fiction naturalmente, ma importantissima perché ci fa capire quanto basilare sia per salvare una vita umana fare delle manovre nel momento in cui il cuore si ferma, vero dottoressa Orazio, e soprattutto chiamare i soccorsi, chiamare il famoso 118. Ebbene, questa sera a Storie di Famiglia avremo la possibilità
di vedere in diretta qui nei nostri studi come si effettua una compressione toracica, quella che una volta veniva chiamata massaggio cardiaco in caso di arresto cardiocircolatorio. Dottoressa, qui davanti abbiamo un manichino che voi utilizzate come dimostrazione per le molte scuole che vengono a farvi visita, che vogliono conoscere e far capire ai nostri figli, ai nostri ragazzi e adulti del futuro come si può salvare una persona umana. Credo che molti trevigiani l'abbiano visto in Piazza dei Signori, perché siamo stati diverse volte negli ultimi 2 anni con i manichini proprio per dimostrare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, quindi ormai ci fa vedere quindi, allora, in mano a lei diciamo non ha un bambolotto, o meglio sì è un bambolotto, perché poi ci farà vedere anche quali sono le manovre per la disostruzione delle vie aeree. Certo. Ne abbiamo parlato poco fa proprio con Davide Ronchin. La lascio sì. E facciamo finta che questa sia una persona che veramente sta male e ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Dottoressa Orazio. Allora, innanzitutto quando vedo una persona a terra immobile mi avvicino per valutare lo stato di coscienza. Regola vuole che prima di fare questa cosa io mi assicuri che non metto in pericolo la mia vita, quindi sicurezza della scena prima di tutto. Quindi mi avvicino e inizio a chiamare la persona. Non devo aver paura di avvicinarmi né di toccarla, ok? La chiamo, signore, se mi sente provi ad aprire gli occhi, se mi sente provi a stringermi la mano. Niente, non mi risponde, quindi non è cosciente. Adesso provo a vedere se respira, quindi scopro il torace, soprattutto adesso in inverno che siamo tutti ben vestiti, appoggio una mano sul torace del paziente e vedo se la mia mano si alza e si abbassa con le escursioni del respiro. Se la mia mano è ferma, il torace è fermo, il paziente non sta respirando. Quindi a questo punto devo attivare i soccorsi. Grido, aiuto, aiuto, c'è una persona a terra che non mi risponde e non respira. Chiamate l'118. Se c'è qualcuno vicino. Altrimenti, cellulare, chiamo e fondamentale è dirci dove dobbiamo venire, quindi la località. Quindi il numero da fare lo ricordiamo che è importantissimo, soprattutto per i bambini. 118. Certo. Si chiama l'118? Si chiama l'118 e generalmente l'operatore che risponde al telefono, che è uno dei nostri infermieri, in caso di arresto cardiaco guida la persona che ha telefonato a eseguire una rianimazione cardiopolmonare, proprio perché sono delle manovre che insomma sono semplici da fare, adesso le vediamo, quindi anche attraverso l'aiuto di qualcuno al telefono che ti guida passo passo e che ti spiega cosa devi fare, tu le puoi fare. Ed è una cosa che da noi succede, devo dire, insomma, spessissimo, sempre più spesso per fortuna. Abbiamo visto la testimonianza poco fa del signor Danilo con Ivan, con il figlio di Giocondo. Ecco, allora i soccorsi sono stati attivati, in attesa che arrivino i soccorsi noi iniziamo a fare le nostre manovre di rianimazione cardiopolmonare. Estendiamo bene la testa del paziente, lo scopriamo, abbiamo detto, e mettiamo le mani al centro del torace, su questo osso che si chiama sterno. Al centro dove? Più o meno in una linea immaginaria che unisce i 2 capezzoli. È come se noi riuscissimo a fare una croce. Esatto, una croce, questo è lo sterno, potete anche a casa premere al centro del vostro torace, quest'osso piatto e duro che sentite si chiama sterno ed è proprio su questo osso che noi metteremo questa zona delle nostre mani, il palmo diciamo. Ecco. Vedete la posizione delle gambe, sono messe in questo modo, ben vicino al paziente, appoggio il palmo delle mie mani, ho le braccia nel famoso punto di incrocio, dove abbiamo detto il nostro centro del torace, e dopodiché premo forte e veloce, faccio quelle che si chiamano proprio le compressioni toraciche. Le braccia sono tese e devo premere forte e veloce con una frequenza di 100-120 compressioni al minuto, e il torace deve spingersi, deve scendere di almeno 5 cm. Quindi è una manovra insomma che è impegnativa anche da un punto di vista fisico. Molte persone hanno paura di far male
a chi in quel momento invece ha bisogno d'aiuto. Ecco, questa è una paura che ci viene detta spessissimo quando incontriamo le persone ai corsi, e noi rispondiamo sempre che quello che di grave deve succedere è già successo. Il cuore di questa persona è fermo, quindi se rompiamo una costola non è niente a confronto. Non è niente in confronto, questa persona è in arresto cardiaco, il suo cuore è fermo, quindi la gravità è un'altra in quel momento, la priorità è un'altra, ma soprattutto se noi siamo bravi e mettiamo le mani dove le dobbiamo mettere, quindi su questo osso, e non invece sulle costole, il rischio di rompere una costola è praticamente, insomma, basso, ecco, rispetto a quello che uno pensa. Lei ha detto adesso se noi siamo bravi, molti non lo fanno perché hanno paura di non essere abbastanza bravi. Sì, mi rendo conto che sia così, però è anche vero che quando ci si trova di fronte ad una persona che sta male, forse si reagisce anche distinto, come credo abbia fatto il signor Danilo, no? Probabilmente anche il signor Danilo aveva la stessa paura che dicevi tu prima, no? Che magari sbaglio, magari faccio peggio, però forse, o per fortuna in quel momento l'incoscienza anche forse, no? La voglia di aiutare qualcuno ti fa superare quelle che sono le paure di non essere all'altezza della situazione, quindi qualche cosa fai. Magari io dico sempre, le compressioni devono essere, avete visto, forti e veloci, magari non saranno 100 al minuto, magari saranno 80, non importa, l'importante è farle. Solo compressione toracica o anche respirazione a bocca? Dunque, diciamo che adesso ai laici, quindi a tutti quelli che non sono sanitari, si preferisce insegnare a fare solo le compressioni toraciche, perché sono queste che sono veramente importanti ed efficaci in un caso di arresto cardiaco. Va da sé che se la persona che sta male è un mio familiare, io so come si fa anche una respirazione bocca a bocca, nessuno mi vieta di farla. Possiamo farlo vedere? Certo, la respirazione bocca a bocca si fa tappando le narici del naso con le mani, apro un po' la bocca, prendo un bel respiro e soffio 2 volte e poi ricomincio. Quando io non conosco la persona, okay, è preferibile concentrarsi solamente sulla manovra di compressione toracica. E fino a quando vado avanti uno potrebbe dire, beh, quanto devo continuare? Esatto. Continuo fino a quando arrivano i soccorsi sanitari o fino a quando, per esempio, il paziente si muove. Magari il paziente tossisce, muove un braccio, una gamba, questo è un segno che è un segno di circolo, un segno che il cuore ha ricominciato a funzionare e quindi siamo stati bravi. E lei è stata bravissima perché ce l'ha spiegato alla perfezione. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità e poi sempre grazie alla dottoressa Silvia Orazio, lo ricordiamo, del SUEM di Treviso, medico rianimatore, andremo a vedere quali sono invece le manovre di disostruzione delle vie aeree, perché è importante soprattutto per chi ha a casa dei bambini. A tra poco con Storie di Famiglia.